Dopo aver approvato il bilancio di previsione in tempo record, ossia prima del Santo Natale, l'amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, guidata dal sindaco Castellino, che ha tenuto per sé la delega al bilancio, ha approvato a tempo record venerdì scorso, 21 aprile, anche il rendiconto relativo all'anno 2022. Lo comunico ai miei concittadini con orgoglio, dice il primo cittadino palmese. La Giunta comunale ha approvato l'indispensabile strumento finanziario con grande anticipo. Si tratta di un record senza precedenti, raggiunto grazie a un lavoro sinergico di squadra. La delibera del Consiglio Comunale conseguente è stata trasmessa al Presidente del Consiglio Domenico Scicolone, ai consiglieri comunali e al Collegio dei Revisori. Voglio ringraziare, continua il Sindaco Castellino, per questo ennesimo risultato raggiunto gli assessori e i propri collaboratori per la loro disponibilità e il loro supporto. Un grazie altresì va ai consiglieri di maggioranza per non avere fatto mancare il loro sostegno e consentito all'esecutivo di operare con serenità e naturalmente al Presidente del Consiglio Scicolone per la sua fattiva collaborazione nell'interesse della città e nel rispetto dei ruoli, che sono certo consentirà di esitare velocemente il provvedimento subito dopo il parere dei revisori, grazie anche alla collaborazione e alla sensibilità dei consiglieri comunali. Non posso fare a meno, conclude il sindaco Castellino, di ringraziare anche il segretario Pietro Amorosi, alla vice segretaria Rosalba Di Blasi e i capi area, in particolare quello delle finanze Mariella Calabrese e i componenti del settore, per aver lavorato senza sosta con professionalità e sacrifici ed avere creduto prima e più degli altri che questo traguardo fosse raggiungibile.